E Mauro Bagazzini, presidente di ATAP SPA, con alcune iniziative della società importanti. Partiamo dal nuovo deposito di Sacile e da quello di Maniago. Sì, esattamente, due investimenti importanti fatti su due territori altrettanto importanti e strategici per ATAP. Uno si rivolge alla provincia di Udine, quindi andiamo a sviluppare Maniago, una richiesta che arrivava da anni per togliere questi mezzi che abbiamo parcheggiato in maniera magari un po' disordinata e creano disagio anche alla cittadinanza, e l'altro sul territorio di Sacile che si rivolge alla regione Veneto e pertanto uno snodo importante per il trasporto pubblico locale. Trattasi di due investimenti che la somma arriva a 1,5 milioni di euro. Facciamo due depositi, uno che a Maniago contiene 10 bus scoperti e in totale 20 con 10 scoperti, quello di Maniago un po' più piccolo, 5 coperti e 10 scoperti. L'investimento è stato deliberato nel 2014, sarà liquidato con fondi propri. Ecco Presidente, c'è un'altra iniziativa di grande rilievo di questi giorni, il primo bus cardioprotetto in regione Friuli Venezia Giulia. È un investimento, chiamiamolo, è strutturare un mezzo di trasporto turistico dando una risonanza molto evidente alla sicurezza. Pertanto, oltre alla qualità di vita all'interno di questo mezzo che contiene 82 persone, abbiamo voluto dotarlo e formare il nostro personale con questo defibrillatore che speriamo di non usare mai, però se dovessimo essere chiamati a dare risposta a un nostro utente a bordo del nostro mezzo, chissà che non sia anche d'aiuto per dare un ulteriore servizio. Pertanto contiamo di dotare la nostra flotta, che è composta di circa 15 autobus da turismo, dotare il 30% con questo strumento tecnologico. Ecco Presidente, un'ultima notizia per il nostro pubblico. È alle porte il bando europeo, cosa altamente rilevante per il trasporto pubblico. Ci dà le ultime notizie? La società TPL FVG, che raccoglie attorno a sé le 4 aziende che oggi esercitano il trasporto pubblico nella nostra regione, è ormai pronta per depositare la nostra proposta economica e tecnica che scade il giorno 23 di marzo. L'apertura delle buste è fissata per il 7 di aprile, quindi siamo ansiosi di andare ad ascoltare i risultati. Fermo restando che, come avete potuto leggere e ascoltare in questi giorni dai media, c'è questo secondo ricorso presentato da queste due società e quindi non sappiamo ancora se le date rimangono confermate o se per motivi di natura amministrativa e legale vengano spostate.